Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Guardiamo il video. Al termine della partita contro il Napoli, l'allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco interverrà nella sala stampa dello Stadio Penzo per rispondere alle domande dei giornalisti. Su tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa. La conferenza stampa inizia alle 15:12. Soddisfatto? Parlo della prestazione, la squadra ha dimostrato attitudine, cattiveria, anche ottime situazioni di gioco offensive e difensive. Sapevamo che il Napoli ci avrebbe creato qualche difficoltà. Loro hanno avuto le occasioni, ma anche noi le abbiamo avute. L'unica cosa leggermente negativa è che non abbiamo convertito quello che abbiamo creato, ma abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. La classificazione è un rimpianto? Mi dispiace, ma non ci guardiamo indietro. Penso che con questo atteggiamento combatteremo fino alla fine e faremo arrabbiare un sacco di squadre. È un peccato per questa qualificazione, ma sono orgoglioso di questi ragazzi per quello che stanno mostrando domenica dopo domenica. La gente vuole che diamo il massimo, e lo stiamo facendo. Come ti stai impegnando per ritrovare uno scopo? Sarei più preoccupato se non creassimo. Mi è piaciuta anche la squadra in attacco oggi. Quando non segni, il gol diventa molto piccolo, dobbiamo cercare di aumentarlo il più velocemente possibile. Ci manca quel DNA per andare a fare quella grande giocata. Dobbiamo andare a trovarlo il più velocemente possibile perché le partite si stanno accorciando. I tifosi cantavano "Crediamo nella salvezza". A proposito dei feriti, ho sempre visto i tifosi vivi e dalla nostra parte. Lo slogan è una perdita di tempo. Con prestazioni come quella di oggi lo stiamo portando dalla nostra parte. Partita dopo partita dobbiamo concentrarci sul presente e non su quello che è successo e sui tanti fantasmi dei ragazzi che non segnano da tanto tempo. Maric ha preso una brutta botta alla caviglia. Oggi dovrà usare le stampelle. Spero non sia grave. Radu aveva i crampi. Faceva caldo. Sulla lotta per lo scudetto, il Napoli ha continuato a fare risultati anche oggi, anche se tutti si aspettavano una vittoria, ma è ancora lontana e penso che giocherà. È una squadra viva e con un grande allenatore. Per abitudine metto prima Napoli e Inter, ma metto anche l'Atalanta perché sono lì e possono crederci, soprattutto perché non hanno i trofei. L'Inter potrebbe avere qualche problema individualmente perché Coppa Italia e Champions League le tolgono energie. Se fossi napoletano non ne farei un dramma, perché sono vivi e vegeti. Sono una grande squadra con grandi potenzialità. Soddisfatto della Fila? Qual è l'impatto di Radu? Fila è stato in panchina nelle ultime partite. Ho dovuto mandarlo in campo molto presto per necessità. Ora ha acquisito conoscenze ed è in buone condizioni fisiche. Chiunque entri può darmi vitalità. Questo è molto importante per un allenatore. Quello che sta facendo Radu è chiaro a tutti. È anche merito nostro. Ci stiamo credendo. Era stato escluso, ma è un grande professionista, un ragazzo intelligente. Ha commesso errori in passato? E chi non ne ha fatti? Si vede la grande maturità e consapevolezza nei suoi grandi gesti. Un doppio centravanti è una soluzione aggiuntiva? Ci ho pensato per questa partita. Anche se Oristanio non avesse avuto la febbre, avrei giocato con un doppio centravanti, per come si fanno uomo contro uomo quando pressano e ti costringono a passare la palla lunga. Quella scelta ha premiato me e i ragazzi. Può essere applicata in altre partite. Massimo Ambrosini, ex calciatore e oggi commentatore sportivo, ha parlato a DAZN della possibile fuga dell'Inter verso lo scudetto dopo la vittoria di ieri. Ecco le sue dichiarazioni. L'Atalanta diventa letale quando recupera e riparte, ma l'Inter ha giocato con qualità e l'Atalanta raramente le ha tolto palla. Se dovessero creare problemi in difesa, l'Atalanta farebbe fatica. È difficile togliergli lo scudetto? Abbiamo visto il calendario. Da qui fino a fine aprile dovranno pensare a come gestire le difficoltà o trovare delle alternative. Con le seconde linee la differenza è evidente. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!